sposarmi? Sì. Le cantine che canta. E cosa fa qui? Non lo voglio più fra i piedi. Sei geloso di lui. Oh, Paolo. Tu sai bene che quel ragazzo non è niente per me. Niente. Se andate a vedere anche su YouTube o a leggere del narcisista perverso patologico, voi troverete esattamente la descrizione di quello che succede fra Paolo ed Annesa. Paolo è sicuramente un bipolare. Nelle fasi up beve e dissipa e disperde il patrimonio, nelle fasi down piange e minaccia il suicidio. È la minaccia del suicidio che ci consente la diagnosi di borderline, quindi è un bipolare borderline. Annesa è terrorizzata dalla minaccia del suicidio. Viceversa, Annesa è una codipendente di Paolo, non riesce a sottrarsi a Paolo. Per quanto lei possa disperarsi, arrabbiarsi, capire che non sta andando bene la loro relazione, altrettanto non riesce a mollare la relazione. Dovrei prendere una moglie ricca. Sì, Paolo. Con una moglie ricca tutto si accomoderà. Dovrei vendermi, Perché non ho più un soldo, tutti mi insultano. Anche tu. Avete ragione. Non so quello che dico, scusate. Sono la vostra serva e dovrei stare zitta. E allora sta zitta. Ah, sì? Dicevo, Annesa è una donna, una bambina che ha avuto una storia bruttissima e va a mettersi a cacciarsi nei guai proprio con un'altra persona che poi la maltratterà, costringendola a fare quello che ha fatto. Annesa è una bambina trovata su un marciapiede che girovagava con un mendicante anziano che è morto mentre era nel paese. Non si sa, e grazie all'Udice, se è stata affidata al mendicante da una famiglia numerosa, se è stata rubata alla famiglia dal mendicante, quindi se è stata rapita, se arriva dalla Sardegna o dal continente. E comunque è una bambina violata. Non in senso di abuso per forza, è comunque una bambina violata. Ed ecco che Annesa si caccia nei guai andando a cercare, a mettersi in una relazione dove costantemente verrà violata da Paolo, che la lascia, la prende, la maltratta, la picchia finanche perché c'è scritto, oppure va a cercare altre donne e poi torna da lei. Ho bisogno di te ora. Sei l'unica cosa che mi sia rimasta. Paolo, caro. Lo sai, vederti soffrire mi fa male.